Nell'ambito dell'operazione condotta dai carabinieri del nucleo operativo della Compagnia di Milano Porta Magenta e grazie anche alla stretta collaborazione della struttura tutela aziendale di Poste Italiane, sono stati colti in flagranza di reato e denunciati 5 dipendenti del centro di meccanizzazione di Poste Italiane di Milano Roserio in via Cristina Belgioioso. Gli stessi sono stati riconosciuti come autori di furti e manomissioni della corrispondenza. Si tratta di 2 uomini e 3 donne, tutti residenti a Milano. Grazie alla stretta collaborazione con Poste Italiane per l'intera durata delle indagini, si è potuto ricostruire l'escalation predatoria. Sono stati più di 500 i casi accertati. I fatti, iniziati verso la fine del 2019, avvenivano su missive e pacchi in transito presso il centro. Con l'installazione delle telecamere si è potuto individuare i 5 dipendenti autori delle manomissioni, che sono stati denunciati per il reato di appropriazione indebita, con l'aggravante di aver commesso il fatto con abuso di relazioni d'ufficio, nonché per violazione e sottrazione di corrispondenza. Il 25 maggio la Polizia di Milano ha indagato un 42enne italiano per il reato di morte come conseguenza di altro delitto e per detenzione e spaccio di stupefacenti unitamente ad altri 3 italiani pluripregiudicati di 49, 53 e 48 anni. L'indagine dei poliziotti del commissariato Sempione ha avuto inizio quando lo scorso 5 dicembre 2019 in via Caracciolo a Milano è stato ritrovato il cadavere di una ragazza di 20 anni cittadina russa all'interno di un camper risultato essere di proprietà del 42enne fidanzato della donna ed utilizzato dallo stesso come base per la sua attività di spaccio di droga. Il referto autoptico ha accertato come la morte della donna fosse stata causata da un'insufficienza respiratoria da intossicazione acuta dovuta ad assunzione di cocaina. Gli agenti della squadra investigativa del commissariato Sempione, tramite l'analisi dei tabulati telefonici e altri strumenti investigativi, hanno accertato la presenza del 42enne al momento della morte della ragazza, alla quale avrebbe anche ceduto la dose letale. L'analisi delle celle telefoniche e dei contatti intercorsi tra le utenze della ragazza e del fidanzato ha inoltre fatto emergere una rete di spaccio gestita dai 4 soggetti denunciati, operativi nelle piazze tra la zona Giambellino e via Padova. Sabato scorso gli agenti del commissariato Sempione, coadiuvati dai colleghi dell'unità cinofila, hanno dunque eseguito la perquisizione domiciliari nelle abitazioni dei 4 malviventi, a seguito delle quali sono state sequestrate 40 dosi di cocaina, ai bilancini, materiale per il confezionamento della droga e diversi telefoni cellulari. Brutta tegola in casa Milan, si è fermato Zlatan Ibrahimovic. Per il centravanti rossonero si teme un lungo stop. Ibra potrebbe aver concluso la sua stagione ancor prima di riniziare. Il KO è stato rimediato dallo svedese durante la partitella conclusiva della sessione d'allenamento. Durante uno scatto, il 21 rossonero ha sentito una forte fitta al polpaccio che l'ha fatto rimanere a terra dolorante. Successivamente è stato portato negli spogliatoi con la macchina, ma dopo la doccia lo svedese è uscito zoppicando vistosamente. Nella giornata di oggi seguiranno gli esami strumentali che evidenzieranno meglio l'entità dell'infortunio e i tempi di recupero. Ma il timore dei tifosi rossoneri, che potrebbero tornare a vedere lo svedese ad ottobre, è solo uno. Ibra sarà ancora un giocatore del Milan.